La svolta di Svezia e Finlandia pronte a entrare a far parte della NATO suscitano la reazione russa. Rafforzeremo lo schieramento ai confini, non si può più parlare di status non nucleare dei paesi baltici, dice Mosca. Monia Venturini. Se siamo costretti a farlo, notate che non siamo stati noi a suggerirlo, come dice il personaggio di un vecchio film, scrive Medvedev su Telegram, minaccioso. L'attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, fedelissimo di Putin, ma fin qui colomba del Cremlino, risponde con toni da falco alla notizia di Finlandia e Svezia che ora vogliono entrare nel patto atlantico. Sarà necessario rafforzare seriamente i confini con truppe di terra, aria e navali, scrive Medvedev. In questo caso non si può più parlare dello status nucleare dei Baltici, l'equilibrio va ripristinato. È l'ira di Mosca di fronte ad una decisione che oramai è presa. Dopo decenni di pacifica neutralità, Finlandia e Svezia vogliono entrare nella NATO. L'annuncio è stato dato ieri dalle due rispettive prime ministre, Sanna Marin e Magdalena Andersson, a Stoccolma. Sono anche i nostri vicini e vediamo quello che succede in Ucraina, spiega la Marin. Troveremo il modo di proteggervi, fa sapere il segretario generale della NATO Stoltenberg, e nelle stesse ore un video documenta lo spostamento di veicoli militari russi verso la Finlandia. La minaccia russa di aumentare le armi nell'area, anche quelle nucleari, non è una novità, commenta la premier lituana Ingrida Šimonytė. Kaliningrad è una zona molto militarizzata e lo è da anni. Papa Francesco si rivolge ai sacerdoti durante la messa del